Pronto? Pronto? Buonasera, grazie per essere intervenuti per questo evento del Movimento 5 Stelle. Io sono Domenico Messinese e ho il piacere di presentare il moderatore di questa sera, una persona che molti di voi conoscono, il professor Aldo Scipona, che invito ad avvicinarsi al microfono, che io lo cedo immediatamente. Prego, professore. Grazie. Buonasera a tutti. È con particolare piacere che do il mio contributo per la realizzazione di questa manifestazione. Il fatto che si tratti di una iniziativa riguardante la cultura e l'istruzione nella nostra città è la conferma dell'interesse che il Movimento 5 Stelle ha per riuscire a realizzare una trasformazione della società in senso progressivo, in senso migliorativo. Io non voglio impegnarvi a lungo perché sono previsti diversi interventi estremamente qualificati, però voglio, come dire, buttare un sasso nello stagno e lo faccio con una specie di parabola, come nel Vangelo per chi crede in queste cose. Circa 2 anni fa io ho fatto una ricerca su Gela e sul territorio circostante, riguardante questa ricerca la dotazione libraria delle biblioteche comunali del territorio. Domanda superflua: secondo voi tra Gela, Butera, Vittoria, Caltagirone, Licata, qual è la città che ha il minor numero di libri nella biblioteca comunale? Gela. Gela è una vergogna nel senso più assoluto della parola, e parlo della biblioteca come simbolo del degrado della nostra città. Se noi ci confrontiamo con una città per esempio come Caltagirone ha una popolazione circa il 50% rispetto a Gela. A Caltagirone ci sono in biblioteca 100.000 volumi. 100.000 volumi. Quanti ce ne sono a Gela? Circa 2 anni fa, sono dati ufficiali di 2 anni fa, 20.000, 25.000 volumi rispetto a 100.000 volumi presenti nella biblioteca di Caltagirone. Non c'è città del territorio che non abbia un numero di volumi superiore per quanto riguarda la dotazione libraria delle biblioteche rispetto a Gela. Questo per dare il senso, perché uscendo fuori noi ci rendiamo conto della condizione in cui ci siamo ridotti, e questo è la parabola, questo è il simbolo, il piccolo discorso simbolico che io pongo come premessa per la discussione di stasera, perché noi non ci dobbiamo illudere su quella che è la difficoltà a cui noi andiamo incontro, che noi ci siamo assunti nel contrastare coloro che sono stati responsabili di questo decremento, di questo degrado della città, e quindi dobbiamo profondere tutte le nostre energie affinché in qualche modo si riesca a sottrarre la cittadinanza e la città di Gela alle grinfie di queste arpie, di questi avvoltoi, di questi ignoranti, di questi incompetenti che da anni amministrano in maniera disastrosa questa città. Grazie. Cedo. Sì, prima facciamo parlare degli onorevoli. Cedo la parola quindi all'onorevole Chiara Di Benedetto per il suo contributo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Innanzitutto inizio ringraziando il gruppo di Gela che ha organizzato questo evento e che ci ha accolto stamattina
credo nel modo migliore possibile, ovvero facendoci fare proprio un giro al parco archeologico e al museo archeologico. Stiamo venendo da lì, abbiamo fatto un giro, devo dire, completo insieme al direttore e ho potuto, come dire, ancora una volta avere una conferma del fatto che la Sicilia è una delle, questo lo sappiamo ma è sempre bene ricordarlo, uno dei luoghi più ricchi di patrimonio artistico che ha un valore culturale fondamentale, ma che purtroppo non si conosce, o quantomeno non è facile arrivare a visitarlo da parte dei turisti, e non c'è la giusto rilancio dal punto di vista comunicativo di quanto appunto noi possediamo e possiamo appunto mostrare al resto del mondo come immagine della Sicilia. Questo perché chiaramente è una scelta politica che sta alla base di tutto ciò, è una scelta precisa, quella di investire in un settore come quello culturale piuttosto che in altri settori che probabilmente sono più redditizi nel brevissimo o nel medio termine, ma che chiaramente rappresentano in un lungo termine, una visione più lunga, l'impoverimento senza alcun dubbio della nostra cultura, della nostra storia, che poi ci porta appunto a dimenticare quello che effettivamente abbiamo. Io faccio parte della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, del Movimento 5 Stelle naturalmente, anche se appunto io sono alla Camera dei Deputati, ho partecipato oggi, l'incontro di oggi, la visita di oggi al Parco Archeologico faceva parte di questo, diciamo, di questo progetto, ha un lavoro che insieme ai deputati regionali, Valentina Zaffarana, che è appunto in Commissione Cultura all'Ars, stiamo portando avanti, e il nostro progetto appunto prevede delle visite in tutti i parchi archeologici siciliani e i musei polimuseali, per constatare innanzitutto, quindi se da una parte vogliamo ribadire la denuncia che più volte è stata fatta delle condizioni in cui purtroppo i parchi archeologici sono ridotti spesso diciamo anche sommersi dall'immondizia, e di cui la responsabilità di tutto ciò appunto non è da riconoscere in chi li gestisce, in chi li dirige, bensì nella sovrintendenza e nell'assessorato, che non rispondono in maniera puntuale alle esigenze del territorio e degli enti. Quindi se da una parte siamo voluti appunto tornare e insistere, abbiamo voluto insistere sulla parte della denuncia, dall'altro però abbiamo ritenuto che chi appunto lavora e vive il parco archeologico sia effettivamente in grado di poter rispondere alle necessità e sapere cos'è che serve al parco archeologico siciliano regionale per poter funzionare meglio. In Sicilia abbiamo tanti parchi, solo uno è un vero e proprio ente parco, che è il Parco Archeologico di Agrigento. Abbiamo proposto il modello del Parco Archeologico di Agrigento, che ha un'autonomia di bilancio rispetto agli altri parchi come possibilità per superare questo momento di totale degrado sotto più punti di vista del sito culturale e del parco archeologico. Questa è stata una risposta che è stata vista bene da tutti i direttori, e che noi stiamo provando in regione attraverso il lavoro dei nostri deputati regionali che vorrebbero riuscire a inserire queste modifiche all'interno della finanziaria, riuscire a dotare di autonomia di bilancio tutti i parchi archeologici, in maniera tale che i soldi che derivano dallo sbigliettamento, una cosa anche sembra automatica, ma non rimangono al parco archeologico attualmente, ma vanno a finire nelle casse del bilancio regionale e lì si perdono. Quello che invece la regione dà al parco archeologico per il funzionamento sono cifre ridicole, che si aggirano intorno ai 1.000-2.000 euro all'anno per la gestione di parchi che comprendono ettari e che chiaramente non riescono minimamente a soddisfare le esigenze dei canoni minimi di decenza e della gestione. Questa quindi è la nostra proposta, cioè dopo la denuncia, la constatazione di un fatto, la denuncia, chiaramente il Movimento 5 Stelle si distingue anche perché ha sempre una proposta, e la nostra proposta è quella di continuare un percorso che è stato cominciato tempo fa ma che non è stato portato avanti in maniera voluta, cioè per una scelta precisa, perché chiaramente la perdita delle entrate dei biglietti dei parchi archeologici è una perdita per il bilancio regionale, è una risorsa per ogni singolo ente. E quindi questa è la nostra proposta e stiamo lavorando in questo senso.
Poi io oggi sono chiamata anche a parlare di scuola, di istruzione. Voi sapete tutti che in questo periodo, diciamo, l'argomento è abbastanza caldo perché ne stiamo discutendo questa tanto millantata riforma alla Camera. Io mi sto occupando nello specifico di una, credo, delle cose più assurde che tuttora però dobbiamo constatare esiste come fenomeno, cioè lo stato di degrado totale, anche qui, dell'edilizia scolastica in Italia. I dati che derivano dalle associazioni, perché non sono neanche dati al momento ufficiali del Ministero, e poi vi spiegherò il perché, sono disastrosi e rappresentano una realtà dell'edilizia scolastica italiana veramente al collasso. Non è un caso che ogni giorno crolla il soffitto di una scuola, nonostante le stesse scuole siano state oggetto di ristrutturazioni anche a brevissimo termine. Questo denota il fatto che non c'è soltanto un problema di strutture antiche, obsolete, che hanno bisogno di interventi di messa in sicurezza, che hanno bisogno di ristrutturazioni importanti, che chiaramente anche a volte di agibilità e di certificazioni che mancano. Parliamo di certificazioni antincendio, cioè non di certificazioni di chissà quale tipo, antincendio, cioè quindi la maggior parte, e soprattutto la maggior parte delle scuole non hanno le caratteristiche antisismiche che sono necessarie perché sono state costruite prima del 1974, ovvero prima di quando è stata fatta la prima legge per l'adeguamento antisismico. Ora, ultimamente siamo stati abituati a sentire che questo governo ha messo come priorità quello dell'edilizia scolastica nel suo governo. Benissimo, Renzi ha stanziato 0 euro per l'edilizia scolastica fino ad ora, anzi, se dobbiamo dirla tutta, in percentuale al PIL dal 2000 ad oggi, al 2010, fino al 2010 il PIL era stato, l'investimento sull'istruzione è stato del 3,9. Nel 2020 sarà, continuando qui secondo il documento di economia e finanza che è stato presentato alla Camera in questi giorni, del 3,5, quindi c'è un ulteriore taglio rispetto a quei tagli che sono stati già portati avanti sull'istruzione pubblica in questi anni, da Berlusconi, da Monti e ancora da Renzi. Quindi ancora una volta, dopo aver constatato lo stato di degrado totale in cui le nostre scuole, in cui mandiamo i nostri figli a studiare la mattina, e abbiamo capito che questo ed è un fenomeno, diciamo, ormai dato di fatto, possiamo chiamarlo, è arrivata la nostra proposta. La proposta è una proposta di legge che al momento è stata, che ha mia firma, ma che al momento è stata abbinata tra l'altro al disegno di legge sulla buona scuola, quindi è in discussione in Commissione Cultura, ed è una soluzione strutturale al problema. Il problema dell'edilizia scolastica si risolve stanziando fondi, né più e né meno. I fondi servono e servono soprattutto in maniera da poter programmare gli interventi su un periodo di tempo lungo, quindi uno stanziamento strutturale di fondi. Piani triennali sono quelli che abbiamo previsto noi, abbiamo previsto lo stanziamento all'anno di 591 milioni di euro, che quindi in un triennio sono quasi 2 miliardi di euro, che in maniera strutturale, triennio dopo triennio, programmazione triennale dopo programmazione triennale, riescono a far fronte alla necessità dell'edilizia scolastica in questo momento, che chiaramente a differenza di quanto sta facendo in questo momento il governo, che sta semplicemente, sapete cosa sta facendo in questo momento il governo? Sta dicendo tutti i soldi che non sono stati stanziati e che non sono stati utilizzati li riutilizziamo per l'edilizia scolastica, quindi è un'ottimizzazione dei finanziamenti, dei fondi che sono stati già dati, quindi non sta mettendo un euro in più, e sta dicendo li riutilizziamo sempre nell'ambito dell'edilizia scolastica, che è un provvedimento che serve, ma che chiaramente non immette nuovo denaro, diciamo, da investire nel settore, quindi in realtà non smuove, diciamo, nulla rispetto a quello che già effettivamente si doveva fare, perché stiamo parlando di soldi stanziati e non spesi, quindi anche qui sono finanziamenti già vecchi e nulla di più. Questo è quello che noi stiamo cercando di portare avanti. Ovviamente abbiamo fatto delle proposte depositate alla Camera anche per quanto riguarda la situazione del precariato dei docenti, proponendo un piano di assunzione quinquennale, quindi molto più lungo rispetto a quello tampone che sta utilizzando Renzi e che di fatto non andrà
assolutamente esaurire le sacche di precariato che si sono stratificate in questi anni per quanto riguarda l'insegnamento, la professione degli insegnanti e dei docenti, cosa che ha svilito sia la figura del docente come ruolo fondamentale nella formazione dell'individuo e sia la qualità dell'insegnamento, che chiaramente con docenti più anziani che non hanno formazione adeguata, che non sono anche stimolati a lavorare bene, ha chiaramente prodotto anche un disinnamoramento da parte sia della città, delle comunità che prima vedevano nella scuola un luogo di aggregazione, un luogo aperto, e che ora lo vedono come un luogo che crolla, né più e né meno. Io volevo fare una piccola riflessione, me la vogliate concedere, una piccola riflessione sull'importanza di avere dei rappresentanti all'interno delle istituzioni locali e delle amministrazioni locali che portano avanti il loro mandato con la certezza di essere coerenti con quanto hanno detto durante la campagna elettorale. Io credo che questo sia un valore aggiunto, non è una cosa facile, non lo è, e lo abbiamo visto in più comuni che non è una cosa facile, perché rimanere coerenti con quali sono i principi del Movimento 5 Stelle, cioè con la partecipazione, con la trasparenza, con l'attenzione all'ambiente e al bene comune in primis, non è sempre facile, soprattutto per i comuni che hanno problemi di debiti, comuni che hanno problemi di dissesti economici, non è facile, ma il fatto che ci siano delle persone che hanno speso e investito il loro tempo, le loro energie e anche i loro soldi, perché il tempo è denaro purtroppo, in un progetto che come unico fine ha quello di portare l'interesse dei cittadini direttamente all'interno delle istituzioni. Questo secondo me è un passaggio fondamentale che tutti i cittadini, che dovrebbe essere in tutti i comuni, cioè il passaggio dovrebbe essere una cosa normale, non lo è perché ormai la nostra classe politica è stata totalmente corrotta da molte cose, ma dovrebbe essere fondamentale riuscire a creare un filo diretto tra i cittadini che vivono le città e i territori con le loro esigenze e chi sta all'interno delle istituzioni, e deve saper rispondere in maniera molto onesta e sincera e coerente a quanto i cittadini hanno votato e hanno scelto quando hanno espresso il loro voto. Quindi io mi sento di innanzitutto fare un in bocca al lupo a tutti i candidati e di tenere sempre a mente il fatto che non sarà facile, ma che se si tiene il punto focale ben in vista e si segue un principio che è quello del Movimento 5 Stelle e del bene comune, non c'è che una strada possibile, e quindi anche per gli elettori questo. Grazie. Grazie. Ringraziamo per il suo contributo l'onorevole Di Benedetto e mi permetto di inserire una brevissima riflessione sul fatto che abbia citato la buona scuola, il decreto il testo che ha preparato il Presidente del Consiglio Renzi con il Ministro Giannini. In questo documento si evoca la figura di Don Lorenzo Milani, oltre che della Montessori. La figura di Don Lorenzo Milani è citata da Renzi ed è citata da Salvini. La reazione della cittadinanza di Gela e di tutta l'Italia non potrebbe essere altra che dell'indignazione più assoluta, perché vengono citate figure così significative da tutti i punti di vista per un documento che rappresenta una ritorsione vera e propria nei confronti della scuola italiana e del personale che ha operato in condizioni di precarietà per tanti anni. Cedo la parola al senatore Santangelo della Commissione Difesa. Buonasera a tutti. Oggi ho fatto un viaggio che definirlo un'odissea è poco. Da Trapani ad arrivare a Gela ci abbiamo impiegato 6 ore, abbiamo incontrato una quindicina di cantieri, qualcosa di intollerabile, di insostenibile. Questo ci deve far capire quanto abbiamo perso, ecco, della nostra
sovranità. Questo ci deve far capire di quanto è rimasta della nostra Sicilia. Chiara prima vi parlava del patrimonio culturale, archeologico, che quella dovrebbe essere la spinta per portare anche al benessere. E io mi occupo di difesa. Pensate che la Commissione Difesa è l'unica nel bilancio, è l'unica dove ci stanno i soldi, ma anche lì utilizzano dei trucchi, cioè non vanno a fare un bilancio che va così in positivo, ma ne utilizzano due, cioè un bilancio che è quello effettivo e un bilancio che è nascosto. L'altro bilancio lo vanno a nascondere nel Ministero di Sviluppo Economico, vanno a togliere anche alla scuola per investire in armamenti, qualcosa che è difficile da spiegare, qualcosa che è ancora più difficile da comprendere, perché in un momento come quello che stiamo vivendo tutti, pensi che si diano le priorità anche nell'ordine di spesa, ma non è così. Oggi ho approfittato della mia venuta qui a Gela per continuare un lavoro di quelli che sapete che si fa sotto traccia, senza le televisioni che ti vengono dietro. Sto cercando di capire nella mia terra, nella nostra terra, quello che sta accadendo sul tema immigrazione. Spesso sentite in televisione qualcuno parlare a sproposito di questa tematica, non approfondendo e non andando a vedere con mano quali sono le problematiche che si trovano. Ho visitato due strutture, ecco, dopo le 6 ore di viaggio. Una delle due strutture, vi dico, una struttura completamente abbandonata a se stessa, dove gli ospiti non hanno quasi nessun tipo di accoglienza. Probabilmente la Procura della Repubblica riceverà delle notizie a causa della visita che abbiamo fatto oggi. Questo è il nostro modo di far politica, è un modo di far politica concreto, un modo di far politica da poter verificare con esattezza quello che succede, perché è un'idea strana, no? Se andate a vedere i numeri di immigrati che sono ospitati in Sicilia, vi accorgete che questo numero è di gran lunga smisurato rispetto a tutte le altre regioni, e allora lì ti fai una domanda, dici sì, ok, da un punto di vista culturale sappiamo, noi siciliani abbiamo un cuore grande, siamo abituati ad ospitare, per cui forse sarà quello il motivo, o forse no, forse magari dietro ci sta un'altra politica, forse magari stanno requisendo, non avviene qui a Gela, ma in altri territori anche qui vicino è già accaduto, cioè vanno a prendere gli alberghi, li trasformano in centri di accoglienza, e quindi quello che per noi dovrebbe essere un volano principale per la nostra isola, cioè il turismo, la valorizzazione dei beni architettonici, non avviene perché dobbiamo occuparci di accoglienza. Allora a noi potrebbe anche stare bene se ci dicono in maniera chiara che qualcuno vuol fare della Sicilia un territorio dove si fa l'accoglienza, però quell'accoglienza facciamola tutti quanti, in modo tale che tutti quanti possiamo vantarci della modalità con la quale accogliamo le persone che arrivano, e magari facciamo un business, il business lo facciamo tutti quanti, magari dal punto di vista culturale ci prepariamo tutti quanti a parlare 2 o 3 lingue e diciamo ai nostri figli, ecco, fate dei corsi di lingua per rimanere qui in questa terra e dare una possibilità a chi sta peggio di noi. Quella dovrebbe essere un linguaggio che chiaramente, una comunicazione che chiaramente dovrebbero fare i politici a vari livelli, a livello nazionale dal ministro Alfano fino ad arrivare poi in Europa, e magari entrare nel merito del problema e dire agli altri paesi europei che è un problema così grande che noi da soli non possiamo riuscire a risolverle, e allora magari modifichiamo qualcosina, ecco, e cerchiamo di portarne qualcuno magari un po' più su, cerchiamo di darli un po' meglio. Qualche giorno fa mi sono trovato al Senato il decreto missioni. Questo decreto aveva 2 titoli, era il decreto antiterrorismo e il decreto missioni, quindi continuano anche oggi a mischiare
tante cose, fanno una grande Macedonia non consentendogli di poter realmente entrare nel merito delle cose e poter dire guarda, sull'antiterrorismo attenzioniamo questo tema qui piuttosto che l'altro, sul discorso delle missioni facciamo un discorso a parte, magari avremmo votato sì per l'antiterrorismo e no per le missioni, invece ti costringono lì a esprimere un voto di fiducia, quindi il governo, ed è il governo che nella storia italiana ha messo più fiducia in assoluto, ha mortificato nuovamente il Parlamento, ecco, non potendo esprimere un parere. Pensate, tornando su quelle che sono le missioni, l'Italia ad oggi per i prossimi 9 mesi spenderà circa 1 miliardo di euro in missioni che sono divise su tutto il pianeta, che serve poi per esportare quella che è la finta democrazia, lo testimonia la Libia, quello che è accaduto nel 2011 in Libia, lo abbiamo visto sotto gli occhi di tutti, hanno aperto questa enorme voragine che consente, ecco, a chi nel nord Africa fa il business con l'immigrazione di mettersi in contatto probabilmente a chi sta facendo il business qui, ecco, e trasportare questo enorme flusso di persone qui da noi. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, è fondamentale il passaggio che va fatto qui sul territorio, in questo come in altri, perché questa catena va sicuramente unita. Pensate 2, 3, 4, 5 persone che si occupano costantemente del territorio di Gela e possono essere in contatto con i consiglieri che stanno all'Arts, possono essere in contatto con i parlamentari che stanno a Roma e con chi sta a Bruxelles. Pensate a tutta questa catena di cittadini che finalmente si unisce e poi realmente dal basso prendere un problema e risolverlo in maniera concreta. Questa qui è l'idea che abbiamo. Quindi un in bocca al lupo grossissimo a tutti quanti, un grazie anche per quello che già state facendo, non so quello che verrà fuori, ma già il fatto stesso di poter, ecco, essere qui a discutere una piccola grande vittoria. Quindi un in bocca al lupo, passo la parola al professore. Grazie. Grazie a Maurizio Sant'Angelo. E ora, mentre siamo, come dire, gasati dall'intervento dei nostri amici nazionali, passo la parola al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Domenico Messinese. Grazie tanto per essere venuti qua così numerosi. Io questa sera sono qua per proporre un investimento per la nostra città, con i nostri soldi, il migliore investimento che possiamo fare, ed è un investimento per il nostro futuro. Questo è riportato all'interno del nostro programma, che invito tutti quanti a leggere, è online, si può scaricare facilmente, basta andare in www.domenicomessinese.it. Là c'è una pagina che è a disposizione di tutto, dove abbiamo tutto il programma del Movimento 5 Stelle e le cose che vogliamo fare a Gela, ma questa sera parliamo dell'investimento più importante, l'investimento del futuro dei nostri figli. Voglio un futuro migliore. Qualcuno può dire ma i programmi ministeriali non li fa il comune, ma noi non vogliamo entrare all'interno del programma, perché l'autonomia scolastica è un valore e noi questa la rispettiamo, però noi dobbiamo dare gli strumenti e questo è compito di questa amministrazione. Avere degli edifici sicuri è un nostro ben preciso compito, quindi voglio che i nostri figli vadano in scuole sicure e non devo stare col d'animo che può succedere qualcosa. Purtroppo questa amministrazione ci fa correre sempre con le emergenze. Io mi metto a ridere quando ogni anno all'apertura delle scuole c'è l'emergenza perché le scuole sono sporche, erbacce, rifiuti. Scusate, ma l'apertura delle scuole non ve l'hanno comunicata qualche giorno prima e allora
questo modo di fare politica senza programmazione, senza visione, in modo sempre nell'immediatezza del problema, quando questi problemi in realtà non dovrebbero esistere. Noi paghiamo le tasse per avere servizi, non disservizi. Ed è per questo che noi abbiamo inserito all'interno del nostro programma delle cose importanti che sono la manutenzione programmata degli istituti scolastici di competenza del comune, interventi programmati, perché questo è un investimento importante, è un investimento che serve a creare i cittadini di domani, i cittadini che dovranno governare. Questo è il nostro futuro, quello che lasceremo agli altri, quindi questo è l'investimento che vi diciamo. Naturalmente il programma è molto più ampio, perché parliamo di ottimizzare la scuola cercando di integrare con l'educazione civica, cercando di integrarlo con un'alimentazione che possa essere a misura di bambino all'interno delle scuole, in modo tale da poter creare un ambiente dove si può crescere in armonia, dove finalmente si possono educare i bambini a diventare degli uomini per l'indomani, quindi non dottrinarli ma farli crescere con una propria idea, perché il compito è questo: riuscire a far crescere dei cittadini consapevoli come dovremmo essere noi, perché noi siamo qua perché stiamo prendendo consapevolezza che il territorio lo dobbiamo gestire noi, non demandiamo a nessuno, perché praticamente queste persone noi li mandiamo a casa perché secondo noi non hanno saputo lavorare. Queste persone che lavorano per noi, questi nostri dipendenti, hanno lavorato male e quindi diciamo andatevene, perché noi ci riprendiamo il nostro territorio e il nostro futuro. Comunque io, siccome non voglio entrare nel merito, perché la scuola è tanto altro e ci sono delle persone che lo hanno analizzato in modo molto più approfondito, vorrei passare nuovamente la parola agli altri, non vorrei approfittare del vostro tempo più di tanto e ripasso la parola al professore Scibuana. Grazie. Grazie a Domenico Messinese, nostro candidato a sindaco di Gela. Non per una forma di crudeltà mentale nei confronti dei miei concittadini e degli amici deputati nazionali. Voglio intercalare soltanto un dato riferito al 2011, perché non abbiamo dati più recenti. A Gela e a Riesi, il tasso di abbandono scolastico dalle scuole elementari alle scuole superiori è del 41,7%. È un tasso disastroso, letteralmente disastroso. Come si può pensare a un futuro positivo per queste città se si permettono queste cose? Allora veramente bisogna indignarsi quando io ho letto un invito che mi è arrivato in questi giorni, per cui l'amministrazione comunale ha inaugurato una raccolta di quadri, una pinacoteca. È stata organizzata una pinacoteca a Gela, è stato organizzato nei mesi scorsi un museo del cinema, ma questa gente non ha il senso della serietà di fronte alla gravità della situazione che ha determinato in città in merito all'abbandono scolastico. Che cosa è stato fatto perché questo fenomeno così allarmante venisse ridimensionato?